Da ieri pomeriggio alle 3 siete presenti qui in piazza del municipio. Innanzitutto come sta andando e soprattutto come ha risposto la popolazione goriziana al vostro gazebo? Allora, al contrario delle previsioni, la popolazione goriziana c'è, è interessata, ha risposto bene. Stasera saremo qui numerosi per il sit-in che si terrà. Ancora c'è un po' di incertezza proprio perché i media non hanno diffuso troppo le notizie, quindi la gente se non lo dice la televisione non ci crede. E noi siamo qua per questo, esattamente. Allora io voglio fare un appello a tutti i giovani di Gorizia, a tutti gli studenti maggiorenni, sensibilizzarli a che vengano qui e facciano presidio, che si facciano vedere, che diventerà la voce di Gorizia, questo per contribuire, per cambiare un po' questo governo, questa Italia in loro favore, perché veramente questi giovani sono allo sbando, senza futuro. Allora io dico a tutti i giovani di Gorizia: venite qui stasera e ogni sera alle 6 per fare questa manifestazione, per farci sentire. Avete comitato 9 dicembre che non ha niente a che fare, diciamo, con i cosiddetti forconi. L'obiettivo è lo stesso, noi siamo liberi cittadini che protestiamo in quanto ci hanno tolto ormai tutto, e quindi, però sì, gli obiettivi sono gli stessi dei forconi, di altri movimenti che stanno protestando in giro per l'Italia.